Dottoressa Rossana Riolo, referente del progetto Mamme senza depressione, ci sono una serie di falsi miti sulla gravidanza e poi sulla maternità, molti dei quali è bene sfatare. Beh, sicuramente quello che noi possiamo dire, questa esperienza, che è un'esperienza appunto come lei stava dicendo, che ormai nella nostra USL da alcuni anni ci ha dato modo di dire e sfatare alcuni miti. Io vorrei approfittare di questa occasione unica, insomma, di poter parlare alle mamme che ci stanno ascoltando, ai genitori, ai nonni, a tutti, perché poi il problema non riguarda le mamme, riguarda le famiglie. Ecco che sicuramente diventare mamma, la gravidanza, questa è una delle esperienze più importanti, più belle sicuramente della vita, ma non vanno confuse, ecco, con alcuni miti che sono per esempio come quello di dire che l'istinto materno è innato, che appena nasce tuo figlio tu lo riconosci, che sai ed entri in sintonia, perché in realtà non è così. Non è così per nessuna mamma, è sempre una fatica, è sempre una conoscenza che tu devi avere di questo bambino che per 9 mesi hai immaginato in un certo modo, ma che poi quando nasce è quello che è una persona che tu non conosci, che devi imparare a conoscere, lo fai con il tempo. I miti fanno male alle maternità proprio perché molte mamme si sentono inadeguate, perché prese dalla pubblicità che ci fa vedere queste mamme felici che corrono eccetera, i primi mesi non sono così, sono faticosi, quindi è importante dirlo. Allora se una mamma lo sa, affronta meglio queste esperienze. Nell'80%, 90, quasi 90% dei casi, diciamo l'80%, le maternità sono maternità che comunque vanno bene, con questi momenti difficili, soprattutto nelle prime 2 settimane, quello che noi chiamiamo il maternity blues, che è una condizione parafisiologica, cioè praticamente dovuto al calo degli ormoni, al cambiamento così brusco che si ha, al cambio dei ritmi, e quasi tutte le mamme lo hanno vissuto. Cosa vuol dire? Essere un po' più irritabili, aver voglia di piangere anche per cose minime, fare un po' fatica a dormire, essere un po' più fragili, più emotivi, e questo è uno stato che si risolve da solo, cioè non c'è bisogno di trattamenti, se non quello di essere un po' pazienti. Quello che noi diciamo ai familiari è: abbiate pazienza, un paio di settimane, la terza già la mamma vi dice che sta meglio. Questo è quello che succede appunto nell'80-85% dei casi. C'è poi una minoranza di casi che però non è così bassa, se pensiamo che nelle società occidentali arriviamo dal 10 al 15% delle mamme che hanno partorito, in cui questi sintomi, invece di andare migliorando nelle settimane, già dalla quarta, quinta settimana la mamma dice: invece di andare meglio vado in peggio. Cosa vuol dire? Che faccio più fatica a dormire, che anche se il bambino dorme io non riesco a dormire, sto sveglia perché sono preoccupata, perché guardo che cosa succede, o perché incomincio ad avere dei pensieri, incomincio a sentire quindi una pesantezza, dormo poco. Mi raccomando, questo è un segno molto importante per le mamme, l'insonnia non va sottovalutata. Si pensa sempre che una mamma comunque dorma poco. Una mamma dorme poco e noi diciamo che le mamme devono imparare a dormire quando dormono i bimbi, quindi seguendo i ritmi dei bambini. Se il bambino dorme la mattina, anche la mamma deve poter dormire la mattina, cosa che invece cosa fa la mamma? Siccome sta dormendo magari mi metto a posto la casa e non approfitta di quelle ore, poi il bambino si sveglia e quindi succede che tu puoi fare anche alcune settimane in cui se dormi 5-6 ore è anche tanto. Allora noi diciamo: date un aiuto alle mamme, andandole a trovare non solo per farsi offrire il caffè, ma magari dicendo: hai bisogno, magari stiro io, ecco, magari faccio io delle cose, non solo tenere il bambino, che può essere un sollievo, ma anche aiutare praticamente. Questo lo possono fare i partner prima di tutto, che vanno inseriti subito nel rapporto con il bambino, non dopo, quando il bambino è più grande, perché noi abbiamo visto molti papà in realtà essere molto bravi quando gli si dà la possibilità, ecco, di poter stare anche con bambini molto piccoli, i nonni, i familiari, e se uno non ha queste possibilità, anche, perché no, una babysitter che magari ad ore ti aiuta a tenere il bimbo mentre tu fai delle cose, o viceversa, ti aiuta nelle faccende di casa, perché questa è l'altra cosa che tutte le mamme ti raccontano: questa casa in disordine, no? Che non si riesce più a sistemare come era prima, ecco, perché anche questo fa parte dei miti, che non cambierà, che arriverà il bambino ma tutto resterà come prima. No, cambierà tutto. L'altro mito è che allattare è bello e non è faticoso. Allattare è bello ma molto faticoso, e questo va detto, e va detto alle mamme, che se ce la fanno è bene, che noi cerchiamo di aiutare le mamme quando non riescono, che però in certe situazioni, che vedremo magari dopo,
A volte l'allattamento può diventare veramente troppo faticoso e considerato che dopo le prime settimane, dove sicuramente c'è stato il passaggio delle immunoglobuline, il latte è il latte più ricco, se una mamma sta male, non ce la fa, è troppo faticoso, anche se interrompe invece che ai 6 mesi, agli 8 mesi, ai quarto, non succede niente. Questa è un'altra cosa, un altro mito da sfatare, insomma, che se i bambini non allattati si ammalano di più, eccetera. Sicuramente è vero che il latte materno è bello e bisogna favorire l'allattamento, però bisogna anche rispettare i ritmi della mamma. Un'altra cosa che le mamme sembra non possano fare è il diritto a lamentarsi, quindi insomma sfattiamo anche questo mito. È bene che le mamme si lamentino anche con i loro mariti, con i loro compagni. Quando dai questa possibilità alle mamme, ma non lo dico nell'ambulatorio, se qualcuno ha voglia di farsi un giro in internet e va a vedere i blog scritti dalle mamme, non so, mamme sull'orlo della crisi di nervi, ecco, ce ne sono tantissimi, voi vedrete che tutte le mamme che parlano fra di loro dicono queste cose, dicono mamma mia che fatica stasera, mamma mia stasera le mie pesti li avrei, ecco, queste cose se le dicono, però non le possono dire fuori. C'è ancora questo mito della maternità felice, che bisogna per forza dire che va tutto bene, e questo può essere dannoso, perché invece magari poterlo dichiarare e condividere è già il primo aiuto, cioè a volte basta quello perché una mamma riesca a superare il momento di crisi, cioè non è detto che bisogna fare grandi interventi, a volte il primo intervento è proprio l'ascolto, l'abbiamo visto nell'ambulatorio. A che cosa devono fare attenzione quelli che sono vicini a queste mamme? Ecco, grazie della domanda. Ecco, la prima cosa, come dicevo, è il sonno, prestare attenzione a quante ore queste mamme dormono, e anche se le mamme dicono ma non sono stanca, dire no, è giusto che tu abbia il ritmo, quindi magari alternarsi nella notte per l'allattamento, se magari si può tirare il latte col tiralatte, oppure fare delle aggiunte quando siamo più avanti, ecco, e comunque dare la possibilità alla mamma di avere dei momenti suoi, non so, oggi pomeriggio il bambino lo tengo io, papà, nonna, chi è, tu vai a trovare la tua amica, vai dal parrucchiere, vai dall'estetista, cioè avere quei momenti diciamo anche di ripresa, di contatto col mondo esterno, perché l'annullamento spesso che si ha è quello di diventare mamme e si perde la dimensione donna, donna, amica, donna, ecco, questo è sicuramente l'altro segnale che noi diciamo assolutamente tenere, è quando la mamma incomincia a dire che anche se il bambino dorme, lei non riesce a dormire, e che sente che questo bambino è più pesante di quello che magari pensava, sia rispetto ad altri bambini che può avere avuto, perché questi disturbi possono avvenire anche alla seconda o alla terza gravidanza, non è detto che diventino della primipera, questa è una cosa che vorrei dire, perché molte mamme dicono ma ho già avuto il primo, perché quando noi gli proponiamo magari di venire a fare il colloquio cosa facciamo, no? Ecco, e può succedere anche alla terza gravidanza, cioè non è il fatto di avere più esperienza, certo è diverso, ma ogni gravidanza e ogni bambino è un'esperienza unica. Quel bambino può essere anche un bambino particolarmente difficile, perché l'altra cosa che non si dice mai è che questa interazione sia in due, la mamma e il bimbo. Ci sono bambini un po' più impegnativi, basta, semplicemente un po' più impegnativi, non uguali agli altri o all'altro che hai avuto, e bisogna rispettarlo. E quindi sicuramente il segnale da prestare è quando la mamma ti dice che si sente stanca, più stanca del normale. Una mamma, per dire questo, vuol dire che ha già superato la soglia, perché di solito non lo dice, quindi quando lo dice noi dobbiamo proprio stare attenti. Cosa si fa? Si ascolta e si può dare il consiglio di rivolgersi ai medici di base, al pediatra ovviamente come prime figure, e eventualmente nel caso della nostra uso noi abbiamo questo servizio che permette di accedere a tutte le mamme dell'USL, questo ambulatorio del giovedì che noi facciamo insieme ad una collega che in questo momento non c'è, che è la dottoressa Turella, e siamo 2 psichiatre che possiamo ascoltare la mamma che viene, o un familiare anche che ci viene a chiedere degli aiuti anche telefonicamente, e molto spesso finisce con una consulenza, nel senso che basta dare dei consigli. Altre volte invece sono persone che magari hanno bisogno di essere viste, aiutate con dei colloqui psicologici, e altre volte ancora è stato necessario anche una terapia farmacologica, di cui magari poi parleremo e di cui non bisogna aver paura. I numeri che avete trovato in questi anni in cui vi siete rapportati con queste mamme vi hanno stupito, o sono numeri insomma che tutto sommato non vi hanno nemmeno appunto troppo stupito?
No, allora i numeri che abbiamo trovato non ci hanno stupito, perché quando noi siamo partiti con questo progetto sapevamo che questa è un'area sottovalutata ma sicuramente molto importante. I dati parlano del 10-15% di epidemiologia di depressioni, e che il 50% delle depressioni non viene diagnosticata. Questi sono i dati di letteratura. Vorrei dire cosa vuol dire una depressione non diagnosticata. Vuol dire che c'è una mamma sofferente che si porta questa sofferenza, e si è visto negli studi che dopo 2 anni dalla nascita ancora ci sono sintomi depressivi. Quindi è una mamma che si trascina a lungo questa sofferenza. E cosa si riverbera nel bambino? Sono bambini che, ci sono degli studi, che hanno più difficoltà poi per esempio anche nell'inserimento scolastico, perché sono bambini che sono stati poco stimolati, perché ovviamente una mamma che sta male, che è molto depressa, non ha voglia di giocare, e quindi il bambino è un bambino che tende a non disturbare, perché il bambino quasi si rende conto che questa mamma non ce la fa, diventa un bambino che va come dire, invece di essere esuberante, no, magari di chiedere, ecco un bambino, come dire, in un tono minore. Questo poi alla fine sviluppa, può dare dei problemi. Ecco perché è importante curare questo, perché noi curiamo in realtà la mamma, ma curiamo anche il bambino. Molte mamme, anzi molte neomamme sono straniere, quindi immagino con dinamiche e reti familiari diverse. Nel loro caso, come vi comportate? Allora, noi nel progetto iniziale avevamo dedicato particolare attenzione alle puerpere migranti, tenendo conto che a Campo San Piero soltanto il 27% delle puerpere che partorisce è straniero, quindi su 1500, faccia conto, 1500 qualcosa, all'inizio erano 1600, gli anni sono diminuiti, faccia lei il conto, il 30 era migrante. Hanno aderito le migranti al nostro progetto, soprattutto nei primi 2 anni, ed erano le mamme più bisognose, perché queste hanno lo sradicamento dalla loro cultura, spesso qui non hanno un familiare, sono lontane, i partner, i mariti lavorano molto, non possono prendere giorni perché hanno anche contratti un po' particolari, molte di queste donne non parlano la nostra lingua, quindi noi abbiamo fatto l'intervento con le mediatrici del servizio di mediazione linguistico-culturale, e purtroppo però devo dire che negli ultimi 3-4 anni noi abbiamo perso l'aggancio con queste mamme, perché come per tutti i servizi molti immigrati sono ritornati, come sapete, nelle loro zone di origine. Quelli che sono rimasti fanno molta fatica ad accedere alle cure, non solo nostre, ma dico in generale anche al distretto si vede che fanno più fatica ad arrivare per questioni economiche, hanno paura di questo aumento dei ticket, per quanto questo sia un servizio gratuito, quindi con dispiacere devo dire che noi non riusciamo più a lavorare con le puerpere come facevamo una volta. Ci vorrebbe un servizio dedicato e sicuramente una sensibilizzazione ancora maggiore sul territorio. Voi avete ricevuto anche un riconoscimento importante, perché siete l'unico centro che ha avuto questo bollino rosa in Veneto. Da chi e che cosa significa? Sì, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, ONDA, che è stato uno dei progetti appunto voluto dal Ministero, quindi partito nel 2010, ha riconosciuto al centro, all'ospedale, ancora appunto nel 2010, questo bollino per questo progetto che noi avevamo messo in piedi, perché loro ogni anno danno dei bollini a quegli ospedali che fanno qualcosa di dedicato per le donne. Questo ospedale ha anche altri bollini, non solo per questo, anche per le donne per esempio dell'oncologia, per altri progetti che sono seguiti in questo USL. Ecco, è stato riconosciuto il fatto che noi ci eravamo occupati di questa particolare problematica, e che siamo un centro, come dire, di riferimento regionale, nel senso che pur essendo solo dedicato in realtà all'uso del numero 15, noi in realtà riceviamo segnalazioni, email e anche telefonate da altre regioni, non solo dal Veneto ma addirittura anche dal Friuli, e lì è anche difficile, diamo delle consulenze telefoniche, è difficile pensare di seguire le mamme devono essere seguite sul loro territorio. In realtà la Regione Veneto aveva fatto un grande lavoro qualche anno fa, con un grande lavoro, uno sforzo, parlando della maternità in Veneto, è un lavoro di 136 pagine che però è rimasto un lavoro solo letterario, cioè non è stato calato purtroppo a livello delle aziende, dove si diceva che ogni azienda doveva avere un percorso dedicato alla maternità e in particolare all'individuazione dei disturbi postpartum. Anche perché spesso queste mamme sono molto seguite prima.
Sì, no? brava. Ci Tutto sono si ferma col screening, parto, visite, tutto si ferma col parto. corsi, preparto, È eccetera. E vero, poi? ecco, infatti quello che ci dicono le mamme è se mi avessero detto cosa succedeva dopo, perché nei corsi preparto si parla anche di questo, sicuramente c'è un incontro in cui loro raccontano cosa succede, però molto è concentrato sulla gravidanza, sui controlli medici, su cosa, ecco, allora per dire si parla molto alle mamme di cos'è la gestosi, di che cos'è l'ipertensione gravidica. Non si dice che la depressione postpartum è la terza causa di malattia dopo il parto. Allora, cioè, non poco quindi. Un po' perché secondo me c'è il mito anche da parte di chi fa di noi operatori, cioè di non quasi paura di spaventare le mamme dicendo queste cose, come poi vedremo con delle mamme che hanno vissuto questa esperienza, che hanno deciso di parlare di quello che loro hanno vissuto. Non è così, cioè non si spaventa nessuno, anzi dire alla mamma potrebbe succederti, come facciamo noi nel nostro libretto in cui diciamo potrebbe succedere, se ti succede, se hai questi sintomi, non avere paura, ci siamo, ti aiutiamo, a mettere la mamma in una situazione di tranquillità, è proprio l'inverso, insomma, non parlarne amplifica questo spettro di dire oddio chissà che cos'ho, ecco, invece è proprio l'inverso, bisogna parlarne. Tra poco avremo la fortuna e il piacere di incontrare due mamme che hanno incontrato questi problemi, quindi la loro testimonianza sarà molto importante, però diamo anche un messaggio a chi sta vicino a queste mamme, alla rete familiare ad esempio. La rete familiare, questo è l'altro grande elemento importante, inutile dire, la società attuale è molto cambiata, le famiglie sono più nucleari, spesso i genitori non abitano vicino, oppure anche se abitano vicino sono genitori ancora impegnati, cioè abbiamo nonni giovani, nonni che comunque stanno lavorando perché devono lavorare fino a 70 anni, ecco è cambiato anche questo, quindi magari prima c'era più questo aiuto da parte delle famiglie e invece le mamme e i papà oggi si trovano molto da soli, tanto che sono nati anche dei gruppi di autoaiuto spontanei, no? Nelle varie realtà. E sicuramente quello che noi diciamo è parlarne, non avere paura. Se torni a casa e trovi tua moglie che è ancora in pigiama, non si è fatta la doccia, non è riuscita a cucinare, ecco, dire ma cosa è successo oggi? Provare a parlare di questo. Può darsi che la cosa si risolva, no? Ma magari questa mamma è lì che magari sono giorni che pensa di poterne parlare e che pensa magari domani cambia, ecco questa è una cosa che le mamme vi diranno, cioè domani cambia, porto pazienza e passa una settimana e passano due e a volte questa cosa non passa, quindi non avere paura di chiedere aiuto e anche da parte dei familiari non avere paura se vedono qualcosa, anche loro possono usufruire di questi servizi come informazione, e devo dire che qualcuno lo fa, ci arriva l'email del papà, neopapà che dice mia moglie non so, forse non sta bene, cosa dite? Datemi un consiglio. Un nonno l'altro giorno è venuto a parlarci della sua figliola, in effetti aveva ragione, la figlia molto giovane, era un po' in difficoltà, l'abbiamo vista, abbiamo affrontato insieme la cosa. Quindi veramente non avere paura di parlarne. Questo è il messaggio da dare.